Eccoci qua, mister. Prima o dopo una sconfitta doveva arrivare come statistica, ma anche no, oggi abbiamo visto un primo tempo equilibrato, alcune occasioni per parte, poi qualcosa si è spezzato nel secondo tempo, non siamo riusciti una volta in svantaggio a rimontare. Che lettura dà lei? Della partita? Sì. Vorrei star zitto oggi perché giustamente ho fatto solo i complimenti ai miei ragazzi, hanno lottato fino alla fine con i nostri problemi, però abbiamo trovato una buona piterzina, altre cose non mi sento in grado di continuare per oggi sulla partita perché potrei dire qualcosa di negativo. Allora forse cerco di interpretare io perché sembrava una partita tranquilla, ma ci sono state tante ammonizioni in campo, poi abbiamo visto un espulso, forse siamo stati un po' penalizzati in questo senso, ma io dagli spalti ho visto, ripeto, una partita equilibrata nel primo tempo. La prima occasione vera abbiamo avuto noi con Fabro, poi insomma se andava dentro a quel rigore il 2-0 era troppo penalizzante per il Portogallo di oggi, ma penso che non precluda niente. Insomma. Sì, non preclude niente nella nostra corsa, prima o dopo si sa, si può cadere, ma penso che l'abbiamo fatto in piedi, nel senso che la squadra ha dato quello che ha potuto. Giustamente se non fai il gol, prima o dopo insomma, una situazione così di contropiede o di situazioni con Torres che ha una buona qualità nel cross, hanno trovato lo spiraglio giusto, ci hanno fatto gol, fino in conto insomma abbiamo preso 4 gol in 11 partite, ci sta insomma. Ecco, allora chiudiamo spendendo una parola sull'avversario questa volta. Lo Pietrangina qualcosa l'ha già detto, insomma ben messo in campo, arriva da 3 vittorie consecutive e qua sempre per tornare sulla classifica corta si fa presto andare in zona play-out o play-off. Come la vede lei? No, noi dobbiamo guardare davanti, insomma, il gruppo sa che abbiamo tutti un'autostima importante tra di noi, per cui è stata solo una battaglia e proseguiremo per quella che sarà il nostro finale di campionato. Su altre situazioni così di chiacchiere dico solo bravi ragazzi, ci prepariamo anche un po' come su. Grazie mister.